Inclusione sociale viaggia sulle due ruote. Oggi a San Leone Rotaract ha promosso un'iniziativa insieme al Motor Life. Oggi una tematica che mi sta particolarmente a cuore è quella dell'inclusione sociale. Il Rotaract Club di Agrigento insieme a Rotary ha semplicemente promosso questa iniziativa grazie a Motor Life, insieme a Motor Life, e ci teniamo intanto a ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Francesco Miccichè, della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile, che ci hanno concesso di effettuare questo momento di service in tutta sicurezza. Oggi non c'è stata nessuna diversità né disabilità, siamo stati qui insieme a nuovi amici, ci siamo divertiti e abbiamo semplicemente riso, scherzato e abbiamo fatto qualche giro in moto grazie anche a Rosario, il presidente della Motor Life. Nadia, oggi un'altra giornata di emozioni. Proprio come ha detto Giulia, oggi non è esistita la disabilità, siamo tutti uguali e siamo tutti qui per divertirci. Oggi è una grandissima giornata di adrenalina qui in Piazzale Gildia. Abbiamo trasformato un po' una piazza in un circuito, però i ragazzi si sono divertiti a fare 1000 acrobazie in moto con me, con tutto il mio team, anche con i ragazzi del Rotaract. Hanno provato l'ebbrezza di guidare anche mezzi elettrici in tutta sicurezza, quindi che dire, siamo riusciti anche oggi a regalare tantissime emozioni. Croce Rossa anche oggi ha voluto sostenere questa splendida iniziativa fatta da Rotaract e dalla Motor Life per questa giornata che è veramente bellissima. Queste giornate dovrebbero svolgersi spesso, perché sono delle giornate dove i ragazzi riempiono di gioia e di felicità, e noi siamo sempre presenti in queste cose belle.